un futuro da ricostruire per l'agricoltura romagnola. È il tema di fondo che è stato affrontato nel corso della edizione 2023 dell'Annata Agraria di CIA Agricoltori Italiani Romagna, presentata a Bagnacavallo nei giorni scorsi, un appuntamento annuale in cui viene presentato l'andamento complessivo del comparto agricolo di un'area importante della regione. Un'annata anomala quindi, non solo per le alluvioni e il clima avverso, ma condizionata da mercati volatili, inflazione, alti costi di produzione e tensioni internazionali. Inoltre continuano a flettere le imprese agricole con anche un calo medio del 30% delle superfici complessive investite nelle principali colture frutticole. Le colture frutticole sono una parte importante della Romagna, quest'anno è stato detto un'annata molto particolare, non solo per via dell'alluvione ma anche per quello che è successo prima del disastro e della pioggia, quindi gelate tardive che hanno compromesso parzialmente le colture. Una sintesi di quello che è successo partendo da quelle che sono le principali coltivazioni della Romagna. Sì, l'anno è stato particolarmente nefasto. Purtroppo l'alluvione e le gelate hanno causato estremamente danni molto alti alle colture frutticole. Si sta rivelando praticamente un trend in calo molto spinto, soprattutto in alcune varietà. Il problema sostanziale è che si sta rivelando che oltretutto questi danni hanno causato un abbattimento degli impianti frutticoli, quindi creando danni soprattutto anche alle produttività future, in quanto dovendo abbattere e rimpiantare per 3-5 anni ci sarà un calo ulteriore della produzione. La disaffezione che si sta notando nelle coltivazioni frutticole è un altro punto molto su cui dover riflettere, perché i costi di produzione e i prezzi non sempre molto alti da contenere comunque questa inflazione purtroppo creano dei problemi non da poco. Le coltivazioni in calo causano anche un effetto su tutta la filiera ortofrutticola romagnola, che purtroppo si sta trovando a avere difficoltà a recuperare prodotto interno, quindi aprendo canali esteri si rischia di importare prodotti che non hanno la nostra qualità e i nostri controlli sanitari. Per quanto riguarda invece le colture principali della Romagna, possiamo dire che il pesco la fa da padrone principalmente. Ha avuto un calo della produzione molto importante, sia pesche che nettarine. La fortuna ha voluto che per fortuna ha avuto un'ottima qualità e delle ottime pezzature. Chiaro, il calo di produzione non ha compensato, non è riuscito a compensare probabilmente il danno ricevuto, però in qualche modo almeno i prezzi sono stati discreti. Per quanto riguarda l'albicocco invece è stato un anno estremamente nefasto, come il susino che continua a pagare questa mancanza di appeal nel mercato, si salva giusto l'angeleno. La mela è un po' quella che attualmente sta reggendo meglio l'urto, soprattutto ha avuto un calo del 7%, ma è un problema europeo sostanzialmente. La pezzatura è stata molto buona, i prezzi sono stati discreti, si attende le quotazioni della mela Fuji e le Pink Lady che hanno parecchio appeal soprattutto nel mercato. Per il kiwi? Il kiwi anche lui ha avuto molti problemi, soprattutto derivante dall'alluvione, perché il kiwi è una produzione principalmente forlivese e faentina, dove hanno avuto grossi danni soprattutto per l'alluvione e le gelate tardive. Il calo è stato importante, però la qualità è riuscita a reggere, la qualità è abbastanza buona. Anche il kiwi giallo è riuscito ad avere una produttività e una qualità discreta. L'olivicoltura, che è un settore abbastanza importante. Ci sono due DOC, insomma, quindi due DOP anzi. Due DOP, esattamente, c'è quella forlivese, c'è quella faentina e quella anche riminese, che purtroppo ha avuto un calo superiore al 60%, soprattutto derivante da un problema di pessima legagione, una cascola durante l'anno, e questo ha causato forte mancanza di prodotto. Per fortuna nel forlivese e nel ravennate si è riuscito bene o male a compensare un po' questo danno, però la produzione dell'olio è veramente bassa. La vite, anch'essa ha avuto un grosso calo, soprattutto con danni derivanti dalle calamità, con 800 ettari di vigneto alluvionato e soprattutto il tornado che ha causato l'abbattimento di 60 ettari. Riguardo le orticole, qualche elemento in più? Allora, l'orticola anch'essa ha avuto problemi soprattutto per effetto dell'alluvione. L'alluvione ha causato ristagno, quindi perdita di prodotti, difficoltà di accesso al campo, e quindi l'impianto ortofrutticolo ha subito
ha subito veramente danni molto importanti soprattutto nella commercializzazione del fresco. Riguardo invece ai terreni che sono stati sommersi per parecchio tempo, ecco, lì ci sono degli elementi che possono dire che il prossimo anno sarà difficoltoso coltivare? Sicuramente sarà molto difficoltoso coltivare, più che altro perché ci sono due tipologie di alluvione, c'è quella derivante da solamente acqua e ci sono quei terreni che invece hanno avuto tutta una sedimentazione di limo o di terra portata dai fiumi, quindi in alcuni casi si è riusciti in qualche modo a ottenere un ripristino soddisfacente del terreno, in alcuni casi invece il terreno è proprio molto rovinato, si stanno facendo delle operazioni di pulitura del primo strato di terreno per cercare di salvaguardare il primo strato vegetativo e soprattutto il strato fertile. Purtroppo sono problemi che comportano un dispendio molto alto in termini di soldi e ancora non è facile, soprattutto con questa situazione finanziaria. Presidente Francia, la situazione che ne esce non è molto rosea, ma parliamo per il futuro, il 2024 come lo vede? Un 2024 che speriamo vada molto meglio rispetto al 2023, dove ci auguriamo di avere meno danni da calamità, perché ricordiamoci che il 2023 era partito con la siccità, le gelate, le alluvioni, le trombe d'aria che hanno colpito i territori. Nel 2024 ci auguriamo che possa essere uno degli anni dove l'Emilia Romagna esprime il suo potenziale produttivo al massimo, come è stato negli anni, perché ce n'è bisogno non solo per l'economia delle aziende agricole, ma anche per tutto l'indotto che abbiamo nelle nostre regioni. Un altro tema che abbiamo già sottoposto anche al governo è quello che riguarda il mantenimento dei mercati. Noi da qualche anno abbiamo difficoltà ad essere presenti sui mercati con i nostri prodotti a causa della mancanza che c'è stata a causa delle calamità. Bisogna che quei mercati li riconquistiamo e ci riaffermiamo. Quindi è una, diciamo, strada ancora in salita? Una strada in salita che ci deve vedere protagonisti per riuscire a dare valore alle nostre produzioni come abbiamo sempre fatto. Un quadro generale non positivo che non risparmia nemmeno il settore cerealicolo e anche le colture da seme, neppure la zootecnia. C'è qualche elemento positivo che riguarda il settore agrituristico, che è incrementato sia in termini di presenze ma anche in termini di aziende che si avvicinano a questa attività. Sì, diciamo che il dato a disposizione, che è quello del 2022, ci fa porre delle buone speranze nel settore. Abbiamo appunto degli incrementi sia nel numero di attività, ma soprattutto il dato interessante è che crescono sia le presenze dei turisti italiani, ma in maggior numero crescono ancora quelle dei turisti stranieri. E abbiamo dei dati che sono quasi paragonabili, insomma, alle permanenze nei bed and breakfast tradizionali, quindi sono dei segnali che riteniamo, insomma, positivi e ci fanno ben sperare per il futuro. Quindi la campagna romagnola è attrattiva. Riguarda invece al numero delle aziende e anche il numero degli addetti, insomma, rispetto al 2021, quindi il 2022 sono i dati disponibili, che cosa emerge? Ci sono delle flessioni oppure degli incrementi? Allora, il 2023 presenta delle riduzioni nel complesso delle aziende, quindi tutti quanti i settori a livello Romagna, e nello specifico il settore agricolo si riduce in maniera maggiore rispetto ad altri settori e purtroppo è una tendenza che negli ultimi anni stiamo riscontrando. La riduzione ovviamente di riflesso avviene anche sul tema di tutta l'area degli occupati nel settore, quindi diciamo che sono dei numeri, questi invece diversamente a prima, che ci lasciano un attimo di riflessioni da fare. Riguardo alla manodopera, che comunque è sempre un problema negli ultimi anni, il reperimento appunto della forza lavoro per la raccolta nei campi e non solo, lì ci sono elementi che possono, diciamo, dare un segnale positivo agli agricoltori che devono investire in base anche a quello che possono avere a disposizione poi per il raccolto. Allora, questo è un problema appunto che si riscontra negli ultimi anni, quello della reperibilità di manodopera. La nostra associazione di categoria si impegna e cerca di spendersi su questo tema per far sì che anche il governo venga sensibilizzato sul tema e che quindi capisca un po' le dinamiche complicate che sono tipiche del settore dell'agricoltura, e quindi l'impegno per andare incontro alle aziende ce lo mettiamo provando a portare all'attenzione dei non addetti al settore anche queste problematiche.
Presidente Misirocchi, la situazione non è brillante, tutta la situazione è comunque complicata su tutti i fronti, insomma le colture, quello che è avvenuto, le bise del clima, ci sono anche delle situazioni sul territorio con strutture che vengono a mancare, quindi viene a mancare anche quello che è un'attività economica su cui si possono basare anche le imprese del territorio e quindi anche mancanza di posti di lavoro in generale. Sì, diciamo che è tutto un sistema che regge, di cui l'agricoltura è una componente importante ma che si interconnette. In particolare in collina noi rischiamo uno spopolamento, quindi lì bisogna che noi assieme a mantenere l'attività agricola manteniamo anche altre attività che facciano sistema e che permettono di avere quella soglia minima di presenza per poter permettere che ci siano, banalizzo, la farmacia, la piscina aperta o quanto serve. Per questo, come c'è Romagna, abbiamo preso una posizione forte a favore degli investimenti di Fileni in Val Marecchia e per mantenere aperta la Saint-Gobain a Casola Valsegno, perché comunque è un territorio che fa sistema. Casola Valsegno sarebbero 85 famiglie che perdono il lavoro, che si spostano dalla collina a valle, quindi un rischio forte e reale di spopolamento. Quindi una filiera che deve restare anche in funzione di attività economiche che sono un po' anche il volano per tutte le imprese che gravitano attorno a queste strutture. Assolutamente sì, noi diciamo devono rimanere le altre imprese e l'agricoltura è comunque una componente importante perché l'agricoltura genera molto indotto sia in termini di manodopera, di servizi e di interconnessione con tutti gli altri settori economici del territorio.